per scatenare la ASMR che è in voi. In onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna. Flavio Briatore apre la sua pizzeria a Napoli. Ora per ritorsione mi aspetto ristorante da Ciro, specialità bagna cauda a Cuneo. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 24 settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, che non è più soltanto un sito sul quale ci si può informare su quello che noi facciamo, chi siamo, come sostenere la radio e così via, ma è anche un giornale online, quindi fesso chi non legge radiolibertà.net. Che cosa ci potrete trovare? Ci troverete gli editoriali liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca, le videopillole delle trasmissioni di questa radio, Vittorio Feltri, le firmissime, insomma, tanta buona roba che chi più ne ha più ne metta, per cui, ladies and gentlemen, dateci dentro e ricordate, fesso chi non legge radiolibertà.net. Ma adesso è il tempo di cominciare. Voglio ringraziare Gianni Macheda, come sempre, per il suo Macheda del giorno, e voglio ringraziare anche il compare che, da radioso e glorioso quale egli è l'ideologo della trasmissione. E adesso si balla con un pezzo del 2000. Chi è? Chi sono, semmai? Sono gli Alcazar con Crying at the Discotheque. Andiamo.
shirt gear. I wanna get down, you spin me around. I stand on the borderline, crying at the discotheque. Crying at the discotheque. I saw you crying, I saw you crying at the discotheque. I saw you crying, I saw you crying at the discotheque. The passion of the groove, generation on the move, joining on the disco tribe. Let the music take you high. Il pezzo era in realtà di Sheila e Black Devotion del 1979, si chiamava Spacer, ma nel 2000 gli Alcazar l'hanno remixato ed è diventato Crying at the Discotheque, e devo dire la verità, ballato e straballato, ladies and gentlemen, straballato, e non aggiungiamo altro. Allora, bella gente, noi cominciamo la nostra pagina vaticana. Sapete che è uscita questa nota che riguarda Medjugorje. Sostanzialmente il Vaticano arriva dopo 43 anni, meglio tardi che mai, ma la Chiesa ragiona sempre su tempi lunghi, e nel ragionare su tempi lunghi la Chiesa Cattolica ha comunque deciso finalmente di porre fine ad alcune esagerazioni. Una di queste erano per esempio i tour mondiali che facevano alcuni dei 6 veggenti, per esempio Maria molto spesso viaggiava, faceva testimonianza all'estero e così via. Dalla documentazione, dalla nota vaticana che è stata emanata nei giorni scorsi, che è stata resa pubblica nei giorni scorsi, si è detto va bene, andate a Medjugorje diventerà un santuario, quindi un luogo di preghiera, ma nei santuari non ci si va per incontrare i veggenti, ci si va semmai per pregare la Madonna. Poi peraltro nei santuari ci si confessa, si fa penitenza, e Medjugorje diventerà in fondo una sorta di spa delle anime di tutta Europa. Pensate che Medjugorje è chiamata anche il confessionale d'Europa proprio perché tanta gente va, ritrova la fede, si confessa, eccetera, 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 al netto di apparizioni, al netto di danza del sole e così via. Io ci sono andato, ho anche scritto tanti anni fa un libro su questa vicenda, e posso dirvi che sì, anche io alle 17:40 mi sono ritrovato sul podbordo il sassoso monte di Medjugorje, che ho scalato scalzo recitando il Santo Rosario. Mi sono trovato anch'io a sperare di vedere il sole che danzava. Poi mi sono detto: sei veramente un fesso, tu non sei venuto qua per vedere, per avere una conferma infantile della tua fede, tu sei venuto qua per incontrare, diciamo, per sentire la presenza mariana. Che i frutti ci siano e che ci sia una presenza mariana a Medjugorje ormai è fuori discussione. È altrettanto vero però che la Chiesa Cattolica ha deciso di mettere in ogni caso i veggenti nell'angolo, dal momento che le loro apparizioni, o meglio, i messaggi che riceveranno d'ora in poi nelle loro apparizioni saranno oggetto di approvazione da parte del vescovo emerito, indovinate un po', di Vibo Valentia, o meglio del vescovo titolare di Vibo Valentia. Sono vescovi che non hanno la gestione attiva di una diocesi realmente esistente, gli si dà come titolo quello di una diocesi che non esiste più. Il vescovo titolare di Vibo Valentia, che peraltro è di Lecco, lui valuterà la congruità e l'interesse e anche la rispondenza dei messaggi che arriveranno dalla Madonna di Medjugorje attraverso i veggenti e ne autorizzerà o meno la pubblicazione. Quindi questo significa che molto probabilmente non ci saranno più testimonianze pubbliche dei veggenti, molto probabilmente non ci saranno più
preghiere alla Croce Blu con i veggenti. Miriana di solito andava lassù a pregare, aveva l'apparizione e così via, e di conseguenza diciamo che verranno messi un pochettino in sordina. Questo significa anche un'altra cosa, significa anche che dal comportamento che loro assumeranno nei confronti della Chiesa Cattolica si vedrà fino a che punto la loro testimonianza è più o meno credibile, e naturalmente fino a che punto loro sono in comunione con la Chiesa Cattolica. Quindi le sorprese non mancheranno, io penso, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, anche perché ci sono questi 10 segreti che si dovrebbero verificare, ma a questo punto Roma ha preso in mano la causa, e avendo preso in mano la causa vedrete che i colpi di scena non mancheranno. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie, ma verso sé uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa ai momenti vissuti di già. Mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Oh, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me.
poco da dire quando Loredana Bertè intona Il mare d'inverno, peraltro nella prima parte la voce che la affianca è quella di sua sorella, l'immensa Mia Martini. E beh, dice, ma il 24 di settembre già ti è venuta questa roba? Sì, perché oggi piove e soprattutto diciamo che ormai quando si arriva a questa fine di settembre il mare comincia a chiudersi, finiscono gli ombrelloni, le spiagge sono vuote, l'acqua si raffredda e naturalmente i borghi ormai che sono svuotati attendono solo che pian piano le giornate si accorcino e sì, Il mare d'inverno è proprio così. È un film in bianco e nero visto alla TV e non tutti sanno che Enrico Ruggeri la scrisse dopo essere stato più volte nel corso degli anni a passare le vacanze in quel di Marotta nelle Marche. Quindi è anche l'Adriatico. L'Adriatico mi è sempre piaciuto perché è mare dal color del sogno, proprio perché è meno profondo del mare nero che è invece il Tirreno che arriva a più di 3000 metri di profondità. E quindi provate a immaginare quei borghi in pieno inverno come possono essere. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna, un po' autunnale direi, al microfono con voi. E adesso la pagina dedicata alla famiglia reale britannica. L'Hindustan Times riferisce che Carlo III e il principe William molto probabilmente snobberanno Harry quando si presenterà nel Regno Unito. Secondo il The Daily Beast, che è un noto sito di gossip, a quanto pare, malgrado appunto ci sia stata questa celebrazione dei 40 anni di Harry con a quanto pare un contatto, non si sa se via Skype o per telefono, tra padre e figlio. In ogni caso però il principe Harry quando verrà prossimamente a visitare di nuovo l'Inghilterra, intanto non risiederà nelle residenze reali ma molto probabilmente andrà in un hotel in centro a Londra e inoltre, oltre a questo fatto, lui verrà snobbato anche perché molto probabilmente a proposito di una potenziale reunion c'è uno in famiglia che gliel'ha giurata ed è suo fratello William. William è a quanto pare estremamente incazzato perché Harry aveva scritto nel suo libro Spare, La ruota di scorta, aveva insomma messo tutta una serie di commenti su suo fratello e su sua cognata Kate Middleton e addirittura la cosa che a quanto pare William non avrebbe apprezzato sarebbe stato il fatto che sarebbe stata attribuita a Kate una serie di osservazioni a sfondo razziale non gradite e diciamo irrispettose secondo i duchi di Sussex a proposito del colore della pelle dei bambini di Harry e Meghan Markle. Mi sa che sarà un lungo lavoro per arrivare a una ricomposizione, se si arriverà, chissà. Vicious, you hit me with a flower. You do it every hour. Oh, baby, you're so vicious. Vicious, you want me to hit you with a stick, but all I've got's a guitar pick. Baby, you're so vicious. When I watch you come, baby, I just wanna run far away. You're not the kind of person round that wanna stay.
L'anno era il 1973, Lou Reed cantava Vicious, grandissimo pezzo. E allora siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Aria Fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Questo pezzo è per un nostro ascoltatore che non ci saremmo mai aspettati, ma è un assiduo ascoltatore della trasmissione, Max Del Papa, a cui volentieri lo dedichiamo e ricordiamo con lui che è tutto uno schifo. C'ha ragione lui, tra l'altro. Orbene, è giunto il momento del premio banana. Radio Libertà presenta il premio banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. E allora siamo un po' di corsa, ma ci siamo al terzo posto questa settimana da Today.it, sempre con la collaborazione della Gatta Sociale che trovate sulla sua splendida pagina Facebook. L'aereo costretto all'atterraggio d'emergenza per colpa di un topo nel pasto. Il roditore è saltato fuori dal pasto di una donna a bordo. Il volo Scandinavian Airlines, partito da Oslo e diretto a Malaga, è stato costretto a fare una fermata in Danimarca. Al secondo posto, fa uno starnuto e dal naso esce un pezzo di Lego. Era lì da 26 anni. La storia incredibile di Andy Norton, racconta Today. Un ragazzo statunitense di 32 anni, ora riesco a respirare bene. Sei proprio un cazzone. Al primo posto, gioca con noi lo zoo cinese che ha mascherato dei cani Chow Chow da panda. Il caso è esploso dopo le immagini condivise sui social da uno dei visitatori dello zoo di Shanwei, in Cina. Il chiarimento del direttore della struttura: sono Chow Chow dipinti, è una nostra specialità, c'è un cartello sul recinto. Il bello è che prima avevano detto che erano una razza di cani panda. Un premio banana direi meritatissimo. Ci troviamo la prossima settimana, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, il 1 ottobre. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a chi ci ascolta in replica. La canzone con cui ci salutiamo è Fatti più là delle sorelle Bandiera, 1979. Vi ha parlato Antonino Danna. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.